Stesso paese, stessi diritti, lo slogan scelto dalla CGIL che anche a Padova con il camper dei diritti ha portato la campagna informativa contro il disegno di legge sull'autonomia differenziata portato in aula dal ministro Calderoli. Avere l'autonomia differenziata non vuol dire avere più risorse. Noi siamo una regione dove 2/3 del lavoro è lavoro comunque povero e precario, quindi non sarà sicuramente questa la soluzione, e ricordo che questa è una regione che non applica l'addizionale se non nei vincoli previsti dalla legge. Da Piazza dei Signori si affronta il tema della scuola, l'istruzione deve essere una e unica su tutto il territorio nazionale, spiega il sindacato che ha invitato a parlare esponenti del Parlamento come l'onorevole Dem Alessandro Zan, la consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ossanelle e anche l'assessora alla scuola di Padova Cristina Piva. Siamo partiti da una scuola media unificata che ha dato a tutti la possibilità di andare a scuola, di crearsi il proprio percorso di istruzione, di cultura, e ci troviamo a parlare di classi differenziali per i ragazzi immigrati, ci troviamo a parlare di una regionalità dell'istruzione che va veramente contro a quella che è la Costituzione, che parla che lo Stato deve togliere ogni ostacolo per dare la possibilità a tutti di istruirsi. Temi centrali anche il lavoro e la sanità. Il sindacato si dice pronto a scendere in piazza per protestare contro l'autonomia differenziata. Siamo assolutamente contrari e quindi insieme alle associazioni, qualora poi questa decisione che il governo sta prendendo dovesse effettivamente diventare legge, perché la riforma ahimè costituzionale è stata già fatta, viene attuata una parte di Costituzione introdotta nel 2001, stato un grande errore da quel punto di vista. Se davvero si dovesse andare in quella direzione, noi siamo già pronti per mettere in campo un referendum abrogativo della stessa legge.